Nuovo caso in provincia di Agrigento, ad essere contagiato il 30enne di Casteltermini. L'importanza dei dispositivi di sicurezza, gestire l'immigrazione, i mafiosi del 41 bis riportati a casa, lungaggini burocratiche nella cassa integrazione. Progetti per il rilancio del settore e strategie, non è giusto riportare numeri dei contagi, sommandoli ci sono molti guariti. Reperti archeologici tra pacchi di pasta, sale e zucchero trovati dai carabinieri a casa di un pregiudicato, i beni saranno oggetto di perizia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Tornano a registrarsi i casi in provincia di Agrigento, ce n'è uno ed è di Casteltermini. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un nuovo caso positivo si è registrato ieri a Casteltermini, il primo in assoluto nel paese, così come comunicato dall'ASP di Agrigento. Salgono così a 113 le persone contagiate nella nostra provincia, aumentano anche quelle guarite portandosi a 46, mentre quelli posti in quarantena scendono da 45 a 42, costanti quelli ricoverati in ospedale della Sicilia, 11. I tamponi effettuati salgono a ben 3.275. Nella regione, secondo quanto scritto dall'assessorato regionale alla sanità, nel suo report isolano, Agrigento è sempre ferma a 129 casi, mentre fa un balzo avanti la provincia di Catania, con ben nuovi 38 contagiati in più. Messina in aumento, va a 412, Palermo 348, Enna 319, diminuisce. Trapani costante si ferma a 112, Siracusa in aumento di 58 nuovi contagi. Siracusa in aumento va a 58 nuovi contagi, Caltanissetta stabile a 113, Ragusa un caso in più, attestandosi a 58 persone. Salgono così 370 i casi di guarigione in Sicilia, mentre di sole 3 unità sono le persone decedute, 49 i nuovi casi positivi. Degli attuali 2.559, positivi 585, sono quelli ancora ricoverati, diminuiscono di 14 unità, tra cui 37 in terapia intensiva, meno 2, 1.708, più 63 in isolamento domiciliare. La tendenza generale comunque nell'isola è quella che diminuisce i casi o restano stabili. Tra le azioni relative al Covid-19 c'è da registrare l'attivismo della Protezione Civile Agrigentina del Libero Consorzio, che anche oggi ha continuato a distribuire derrate alimentari e quant'altro necessario ai vari comuni. Tra questi c'è quelli di Oppolo Giancaxio, pertanto arriva puntuale a loro il ringraziamento del primo cittadino, Giuseppe Portella, per quanto da loro fatto. Intanto è soddisfatto il primo cittadino di Agrigento del fatto che nuovi casi non si sono registrati nella nostra città da qualche giorno. Prosegue la condizione di 0 casi positivi nella nostra città, anzi oggi una buona notizia, abbiamo un positivo in meno, nel senso che una delle persone che era stata individuata come positiva e che lo è stata per alcune settimane è stata dichiarata guarita ed è stato bello oggi poterla sentire al telefono, pericolo scampato, e sentire la sua voce completamente diversa, tanto che non l'avevo quasi riconosciuta al telefono, una voce completamente diversa, una voce che è di gioia e che guarda al futuro. Però mentre guardiamo al futuro e guardiamo alla ripresa, che è un tema sul quale dobbiamo tutti quanti impegnarci in maniera ordinata, graduale, ma con sacrificio e soprattutto con tanta voglia di cominciare a costruire futuro, da un lato c'è un altro tema che ancora continua a essere assolutamente negativo. Ieri avevamo un numero di morti in Italia che era di circa 450, a quest'oggi il numero è enormemente aumentato, è un dato che evidentemente è un pugno allo stomaco, siamo a oltre 534 morti oggi in Italia, quindi oltre 500 morti in Italia. E quindi questo ci fa dire che abbiamo un'Italia che è un'Italia rossa, che è là dove si continua a morire, che è soprattutto Lombardia, che è Marche, che è Piemonte, un'Italia per così dire rosa dove
il livello delle morti è importante, significativo, ma non come le zone che chiameremo per ragioni di velocità zone rosa e zone che possiamo considerare bianche, nel senso che la nostra Sicilia, pur con i drammi che sta verificandosi, ha una situazione che in qualche momento si può farci dire che è ben, diciamo, governato il livello dei contagi. È morta la nonna del contagiato di Casteltermini, l'ultimo caso registrato in provincia di Agrigento. La novantenne, pensionata, era ricoverata all'ospedale di Mussumeli nel Nisseno. L'anziana, anche lei di Casteltermini, era risultata positiva al Covid. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio nel reparto di lungodegenza, dove la donna, che è stata anche amorevolmente assistita dal nipote, era ricoverata per un intervento chirurgico. I ricoveri sono stati sospesi in via precauzionale all'ospedale di Mussumeli nel Nisseno. Vi sarebbero 3 dei degenti dello stesso reparto di lungodegenza che accusano sintomi febbrili. Sono stati sottoposti anche loro a tampone, ma i test sono stati già fatti pure agli operatori della struttura sanitaria. Per l'Unione Europea questa è la crisi più grave da quando l'Unione Europea è stata fondata. La settimana scorsa il Fondo Monetario Internazionale, nelle stime per la crescita economica, ha confermato che stiamo per entrare nella peggiore recessione economica dalla Grande Depressione. Questo richiede un'azione decisiva e urgente. I cittadini si attendono che i decisori politici sappiano proteggere l'economia in questo momento così difficile. Ciò significa che se non daremo le risposte adeguate, ci sarà una frammentazione socio-economica e finanziaria. Questa frammentazione potrebbe minare il mercato unico e l'unione monetaria. I governi nazionali hanno immediatamente riconosciuto in tutta Europa la gravità della situazione e non hanno esitato a iniettare uno stimolo fiscale massiccio nelle rispettive economie. Per consentire delle risposte nazionali sono state adottate delle decisioni per introdurre la massima flessibilità nell'applicazione delle regole UE. Se ci fermassimo qui, tutto questo si tradurrebbe in un approccio non basato sul whatever it takes, ma piuttosto su quello che si può fare, non su quello che è necessario fare. Superare questo shock richiede una componente forte di solidarietà per garantire un trattamento paritario di tutti i cittadini europei e condizioni di equità per tutte le aziende. Questo richiede una risposta europea e la nostra attenzione guarda alla videoconferenza del 23 aprile dei capi di Stato e di Governo e alla comunicazione della Commissione del 29 aprile prossimo. Non possiamo lasciare che l'emotività condizioni il dibattito, perché questo potrebbe offuscare la ricerca di risposte innovative di cui abbiamo bisogno. È una questione di volontà politica e credo che la costruzione, l'architettura europea, soprattutto dell'Eurozona e delle istituzioni dell'Eurozona, sia stata già messa alla prova in diverse occasioni nei 2 decenni di vita dell'euro e quindi credo che questo ci dimostri che abbiamo gli strumenti se diamo prova della volontà politica. È necessaria la solidarietà nella risposta alla crisi. Gli Stati membri non possono essere abbandonati a se stessi, con punti di partenza diversi, con un impatto diverso causato dalla crisi, quindi è necessaria una risposta comune. Su questo c'è consenso nell'Eurogruppo. Dobbiamo evitare la frammentazione nel mercato unico, così come dobbiamo evitare la frammentazione nell'Unione economica e monetaria. Il Presidente del Consiglio Conte al Senato parla dell'importanza dei dispositivi di protezione. Eugenio Cairone. Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale, promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale. A parlare è il Presidente del Consiglio Conte, il quale è intervenuto al Senato parlando in modo particolare sulla necessità di proteggersi dal virus. Come? Usando semplicemente mascherine e guanti, adesso più facilmente reperibili.
Le mascherine infatti erano in vendita fino alla scorsa settimana e lo sono ancora anche nei negozi di prodotti per la casa, quindi non ci sarebbe scusa valida per ignorare il messaggio. Insomma, serve la massima prudenza e responsabilità da parte di ognuno se vogliamo veramente proiettarci nella fase 2 senza correre alcun rischio. Di fronte a certe resistenze, il governo potrebbe anche rendere obbligatorio proprio l'uso delle mascherine quando si è fuori casa. È bene ricordare a questo proposito che molti esercizi commerciali, dai panifici ai supermercati, chiedono ai clienti di accedere esclusivamente forniti di mascherina e guanti. Perché è giusto così, perché bisogna avere il massimo rispetto di sé e degli altri. Molti purtroppo, e basta dare un'occhiata per strada dopo l'ultima ordinanza di Musumeci, dimostrano di non aver capito l'importanza di utilizzare i dispositivi di protezione e vanno in giro tranquillamente come se nulla fosse. Non hanno capito che purtroppo ancora non c'è il rompete le righe ed esistono delle regole che vanno assolutamente rispettate. Certo, la voglia di uscire di casa è più che legittima, ma uscire definitivamente dalla paura e dall'incubo dipende ormai dal comportamento di ciascuno. Non complichiamo le cose se vogliamo tornare alla normalità. Basta poco per essere prudenti e aiutare ad uscire dal tunnel. I sindaci di Porto Empedocle e Lampedusa in commissione spiegano perché gli sbarchi mettono in pericolo la popolazione. I dettagli nel servizio. Questa mattina l'audizione di Ida Carmina e Salvatore Martello, sindaci di Porto Empedocle e Lampedusa, in videocollegamento alla riunione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. I primi cittadini delle due realtà agrigentine che rappresentano la prima frontiera per il fenomeno migratorio hanno parlato delle problematiche che sono tenuti ad affrontare quotidianamente in un contesto sociale e sanitario di assoluta emergenza. La nostra popolazione, afferma il sindaco Ida Carmina, è stata sempre accogliente, ma adesso con l'emergenza Covid il problema diventa più grande. Questi sbarchi mettono in pericolo la nostra popolazione. Ed ancora prosegue il sindaco di Porto Empedocle: tutti noi siamo soggetti a restrizioni delle libertà personali, siamo chiusi in casa e assistiamo a scene in cui i migranti, ospitati peraltro in strutture non adeguate e senza vigilanza, non rispettano le regole. Queste devono valere per tutti, altrimenti si viene a creare una situazione di allarme sociale, come peraltro avvenuto negli scorsi giorni. Ho anche protestato con la prefettura, afferma il sindaco da Carmina. Alcuni migranti erano usciti tranquillamente, uno di loro ha perfino rubato un'auto a un nostro concittadino, provocando anche un incidente. Mancano le strutture idonee, manca la vigilanza, non si può gestire il fenomeno migratorio. E dopo da Carmina a parlare è stato Toto Martello, sindaco di Lampedusa. Il fenomeno dei migranti non è finito, anzi continua, dice. C'era, ci sarà, c'è sempre stato. Il problema è che questa emergenza sanitaria crea una confusione di ruoli, scarsa conoscenza delle regole, scarsa percezione del problema. Abbiamo 115 migranti a fronte dei 96 posti nell'hotspot. La gente è venuta sotto il comune a manifestare chiedendo perché ci fosse un trattamento diverso tra i residenti, che vengono multati se escono, e i migranti invece girano liberamente. Ed ancora, continua Martello, il problema è di ordine pubblico che siamo riusciti a contenere per fortuna, ma manca la vigilanza. Bisogna controllare. Ho avuto rassicurazioni che la prossima settimana sarà collocata una nave di fronte a Lampedusa per far effettuare la quarantena a chi sbarca. Non si riesce a capire il disagio che noi sindaci proviamo. E il turismo, conclude, a Lampedusa non ripartirà. Questa è la verità. Le imprese sono fallite. L'emergenza Covid riporta a casa i detenuti mafiosi del 41 bis. Lello Casesa. L'epidemia coronavirus rischia di portare ai domiciliari non solo i detenuti comuni ma anche boss di rango. Lo scrive questa mattina il Fatto Quotidiano, che riporta tra questi Francesco Bonura, condannato in via definitiva nel 2012 per associazione mafiosa ed estorsione a 18 anni e 8 mesi di carcere. Detenuto nel carcere di Opera a Milano, da ieri può tornare nella sua Palermo, concessi gli arresti casalinghi per motivi di salute.
Il giudice di sorveglianza scrive: tale situazione spinge a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione pena tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio indubitamente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere, che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani e affetti da serie patologie pregresse. Lo Stato, dice Nino Di Matteo, ex PM palermitano e membro del CSM, sulle colonne del Fatto Quotidiano, sta dando l'impressione di essersi piegato alle logiche di ricatto che avevano ispirato le rivolte, commentando la notizia del rilascio di Bonura. E sembra aver dimenticato, dice sempre Nino Di Matteo, ed archiviato la stagione delle stragi e della trattativa Stato-mafia. La scarcerazione di Bonura potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. Sono diversi infatti i mafiosi di alto livello che adesso sperano di ottenere domiciliari per evitare il contagio in carcere. Tutto ciò avviene dopo la trasmissione della nota del Ministero della Giustizia inviata a tutte le carceri d'Italia, 4 giorni dopo l'approvazione del decreto Cura Italia. Nel provvedimento del governo, infatti, c'erano alcune norme per combattere il contagio del coronavirus all'interno delle strutture penitenziarie, diminuendone l'affollamento. In pratica si stabiliva che detenuti condannati per reati di minore gravità o con meno di 18 mesi da scontare potevano farlo agli arresti domiciliari. La nota del DAP però non faceva alcun riferimento alla situazione giudiziaria dei detenuti, si limitava ad elencare 10 condizioni. L'ultima era un'età superiore ai 70 anni. Il DAP spiega in una diversa nota di non aver diramato alcuna disposizione a proposito dei detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza o addirittura sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis. Il Dipartimento definisce la circolare inviata il 21 marzo come un semplice monitoraggio con informazioni per i magistrati sul numero dei detenuti in determinate condizioni di salute e di età, che non ha né mai potrebbe avere alcun automatismo in termini di scarcerazioni. Le valutazioni della magistratura sullo stato di salute di quei detenuti avviene ovviamente in totale autonomia e indipendenza rispetto al lavoro dell'amministrazione penitenziaria. Insomma, il DAP ci tiene a specificare che gli arresti casalinghi per i boss sono scelte che spettano solamente ai magistrati. Intanto il Ministero della Giustizia ha attivato i suoi uffici per avviare le opportune verifiche ed approfondimenti. La Sicilia è molto indietro nell'iter burocratico relativo all'avvio del pagamento della cassa integrazione in deroga. L'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone spiega che adesso i 9 centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'INPS i primi 1.400 decreti per il pagamento. Vediamo. Parte da oggi fino a venerdì prossimo la prima erogazione di 1.400 richieste di cassa integrazione guadagni con il trasferimento all'INPS dei primi decreti da parte della regione siciliana e dalla prossima settimana saliranno a 2.500. A dichiararlo è stato l'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone nel corso di un'intervista rilasciata rispondendo così alle tante sollecitazioni e critiche venute da più parti dagli ordini professionali e ancora da alcuni parlamentari regionali dell'opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle, che affermano che la regione è partita in ritardo e ha perso altro tempo per strada. Con questo ritmo ci vorranno ancora diverse settimane affinché i siciliani avranno i soldi nel proprio conto corrente. Ogni pentagramma ha le sue note, nel pentagramma della politica spesso le note sono la polemica, alcune volte anche fuori luogo. Leggiamo in questo momento dichiarazioni e affermazioni sulla cassa integrazione in deroga. Spieghiamo un attimino che cos'è. La cassa integrazione in deroga è una opportunità che viene data alle piccole aziende, alle aziende private con meno di 5 dipendenti in alcuni settori. E rispetto a questo ambito la Sicilia ha giocato una partita non solo importante e rigorosa, ma anche come dire, attenta e ricca di risultati. Innanzitutto abbiamo cercato una risorsa che nella prima tranche ha superato i 108 milioni di euro, la seconda ha superato i 100 milioni di euro e supererà complessivamente i 300 milioni di euro per una platea di percettori
che dovrebbe superare le 220.000 persone. Siamo partiti con un sistema molto attento, con una piattaforma informatica, abbiamo prima di partire verificato le procedure, le abbiamo semplificate, abbiamo incontrato oltre 50 tra organizzazioni sindacali, datoriali e anche professionali, abbiamo risposto come regioni a oltre 800 mail nel weekend che ha preceduto l'avvio della cassa integrazione in deroga, e a tutte le mail è stato risposto. Sono state formulate oltre 30 FAQ, cioè ipotesi di soluzioni che sono state date a tutti, e siamo partiti. Proprio in queste ore con l'INPS abbiamo integrato i sistemi informatici, quindi nessuna polemica, i sistemi non dialogano, ci sono problemi tecnici che sono nelle cose. Da domani i centri per l'impiego della Sicilia, 9 centri per l'impiego, oltre 140 persone inizieranno a trasferire all'INPS i primi decreti. Da qui a venerdì ne trasferiremo 1400, dalla prossima settimana i centri per l'impiego lavoreranno da 2000 a 2500 decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico, quindi notizie di inquietudine sono consentite. Notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno. Ha festeggiato i suoi 100 anni lo scorso 28 marzo nel Covid Hospital del Policlinico Martino di Messina. Oggi è stata dimessa perché è guarita. Concetta Lenzi è diventata uno dei simboli della lotta al coronavirus negli ospedali siciliani. C'è il servizio. A casa la stiamo mandando. Vuole salutare tutti. Un saluto a tutti. Momenti di gioia dopo tanto dolore al Policlinico di Messina. Una paziente che pochi giorni fa aveva festeggiato i 100 anni nel Covid Hospital della città dello Stretto, oggi è stata dimessa perché ufficialmente guarita. Come state in ospedale? Come state? Concetta Lenzi è diventata così uno dei simboli della lotta al coronavirus negli ospedali siciliani. La rivincita sulla malattia che lo scorso 22 marzo l'aveva costretta al ricovero. Così la sua uscita dall'ospedale peloritano si è trasformata in una festa, con gli applausi di tutto il personale e di una delegazione della direzione aziendale. Ad attenderla, infatti, oltre ad uno dei figli, anche il direttore generale Giuseppe Laganga, il direttore sanitario Nino Levita e il cappellano del Policlinico Martino di Messina, che le ha regalato un rosario benedetto. Nonna Concetta ha trascorso gran parte della sua vita in Calabria, a Sant'Agata del Bianco. Un anno fa, dopo la scomparsa del marito, era tornata a Messina ed era ospite di una casa di riposo. Tanti i nipoti che nel frattempo si sono trasferiti un po' in tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, e che in questo particolare giorno si sono stretti attorno a lei in un ideale abbraccio. Nonna Concetta ha ricambiato il saluto e ha espresso tutta la propria emozione per questo momento così toccante, ricordando tra l'altro il compleanno festeggiato insieme al personale del Covid Hospital di Messina, e proprio in quell'occasione, grazie alle nuove tecnologie, ha ricevuto tanti auguri grazie al tablet messo a disposizione dalla struttura ospedaliera. Voleva continuamente, racconta una delle infermiere che l'hanno assistita, tenere il telefonino sotto controllo, chiedeva che fosse ben carico per chiamare il figlio. Le principali richieste in ospedale di nonna Concetta erano legate all'alimentazione. Abbiamo cercato di mantenere tutte le sue abitudini, ci dicono, ad esempio dandole il latte caldo la sera, ma anche qualche briochina. La principale richiesta di nonna Concetta però era quella di tornare a casa, come era naturale a quest'età. A nonna Concetta un forte abbraccio virtuale da tutti noi, con l'auspicio che anche per i tanti nonni e le tante nonne ricoverate ancora in ospedale andrà tutto bene. La signora è stata da noi supportata, è anche una vecchietta simpatica. Quale sia il motivo perché qualcuno ce la fa e qualcun altro no, ovviamente ancora oggi non lo sappiamo. Tanti altri anche dai 90 in su. Non è l'unica paziente con una certa età a andare a casa. Sì, è stata, quando è arrivata abbiamo saputo che aveva 99 anni, per noi diciamo che è stata una sfida. È una sfida che abbiamo vinto una battaglia, ma sicuramente non abbiamo vinto la guerra.
Oggi è una giornata bellissima perché la signora sta andando a casa guarita e abbiamo visto pure che è in condizioni buone, anche spiritosa, ha fatto qualche battuta, è cosciente, si rende conto di dove si trova, dice di non voler andare in un altro ospedale ma a casa, quindi significa che sono momenti per tutti i malati che sono in quarantena, che sono chiusi negli ospedali, momenti brutti, e quindi il tornare a casa è una cosa molto 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 bella. Adesso parliamo del caro spesa, perché aumentano sì i prezzi, ma anche le multe. Guardate. 2 settimane di controlli serrati con l'impiego di 15 agenti, 70 ditte ispezionate tra punti vendita della grande distribuzione organizzata, commissionari dei mercati all'ingrosso e punti vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, 46 verbali amministrativi elevati per violazione della normativa sulla tracciabilità e sulla etichettatura dei prodotti agroalimentari, 2 sequestri di merce, uno dei quali di arance bionde affogliate che venivano vendute all'interno di cartoni del consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia e GP, oltre 50.000 euro di sanzioni comminate e una mole di documentazione acquisita, dai cui accertamenti potrebbero scattare nuove multe per lo stesso importo. Sono questi i numeri dell'operazione di controllo sui prezzi dei prodotti agroalimentari disposta dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e condotta nelle 9 province dell'isola dal nucleo operativo del Corpo Forestale Regionale e dall'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi Agroalimentari, che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole. Una sinergia importante, sottolinea il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per far sentire in maniera forte la presenza delle istituzioni tra la gente che sta affrontando con comprensibili difficoltà questo periodo di emergenza provocato dalla pandemia da Covid-19. Siamo convinti che soprattutto in questo momento il consumatore vada tutelato per scongiurare il pericolo di frodi e per salvaguardare la sua salute. Esigiamo prodotti sani arrivati sugli scaffali dei negozi dopo aver effettuato tutti i controlli di qualità e che allo stesso tempo siano venduti al giusto prezzo. Anche se sotto questo aspetto le oscillazioni al rialzo riscontrate diventano non sempre perseguibili, perché vige il rapporto tra domanda ed offerta che si forma sul libero mercato. L'attenzione comunque resta alta, ce lo chiedono i cittadini che hanno rivolto sinceri apprezzamenti ai nostri agenti che operavano tra gli scaffali dei supermercati. I controlli, conclude Musumeci, saranno costanti e capillari sull'intero territorio siciliano. Proprio per aumentare l'efficacia delle ispezioni in questo settore, a breve potrebbe essere sottoscritto un protocollo d'intesa tra il nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo Forestale della Regione siciliana e l'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi Agroalimentari. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Tour virtuali per visitare tramite un'app i luoghi più belli dell'isola, tra cui la Valle dei Templi. C'è il servizio. Sono tante le possibilità di visitare virtualmente i luoghi di cultura della regione siciliana in questo periodo in cui non è possibile andare per musei e parchi archeologici. Dai propri dispositivi elettronici è infatti possibile godere di tour multimediali nei vari siti che fino a poche settimane fa erano invasi da migliaia di turisti attualmente chiusi al pubblico per l'emergenza coronavirus. La regione dà questa straordinaria possibilità grazie ad una nuova app Sicilia Archeologica, realizzata dall'assessorato ai beni culturali, un'applicazione gratuita per smartphone e tablet scaricabile attraverso Google Play e App Store, che porta il visitatore in giro per 14 parchi archeologici siciliani e per gli itinerari subacquei della Soprintendenza del Mare, con una ricca collezione di immagini e testi. Un suggestivo viaggio con la possibilità di approfondire temi legati all'archeologia e alle numerose tracce lasciate in millenni di storia. Vogliamo offrire da un lato, sottolinea il governatore della Sicilia Nello Musumeci, una ricca e variegata proposta multimediale per rimanere vicini ai tanti appassionati e turisti virtuali, fornendo spunti per un approfondimento o un momento di conoscenza, anche rimanendo a casa. Il web riserva a visitatori virtuali che vogliono accedere alla ricca offerta dell'isola anche ai siti internet dei parchi, dei musei, delle biblioteche e delle aree archeologiche. Tra questi il portale del Parco della Valle dei Templi di Agrigento offre numerosi spunti di approfondimento e una ricca galleria di immagini. Grazie a Google Arts e Culture
raccolta online di immagini in alta risoluzione dei siti culturali di tutto il mondo, il Parco della Valle dei Templi di Agrigento è accessibile in maniera virtuale con tour guidati e approfondimenti sulle bellezze del sito archeologico più visitato della Sicilia. Un viaggio possibile sia da computer che da dispositivi mobili o con l'app Arts & Culture. Anche la Coop Culture, concessionaria dei servizi aggiuntivi per la regione siciliana, consente di navigare all'interno dei luoghi culturali dell'isola con Culture at Home, una piattaforma web con la quale si possono realizzare interessanti esperienze di visita, gioco e intrattenimento. Si punta a ridisegnare il settore turistico, scopriamo come con il videomessaggio di Fabrizio Lagaipa, presidente del distretto Valle dei Templi. Sicilia Open Island, e questo è il nuovo progetto lanciato dal distretto turistico della Valle dei Templi di Agrigento, che per mezzo del suo nuovo amministratore, l'imprenditore Fabrizio Lagaipa, ha approntato e sta portando avanti una strategia che possa aiutare il comparto a ripartire il prima possibile. Tutto ciò per investire nel turismo dopo il Covid-19. Il primo passo è quello di creare un brand forte e riconoscibile. Il cuore del progetto è di aprire per 18 mesi quelle bellezze della Sicilia che solitamente sono inaccessibili, del tipo le giornate del FAI di primavera, come ad esempio le chiese, i palazzi nobiliari, le collezioni private, che abitualmente sono chiuse al pubblico, e rese costante quelle visite guidate simili a quelle organizzate dalle associazioni culturali, il tutto con un'adeguata promozione da snodarsi sia sul fronte nazionale che regionale, con possibilmente un testimonial d'eccezione per realizzare dei corti da diffondere nei vari mezzi di comunicazione. Abbiamo immaginato Sicilia Open Island per riposizionare la destinazione Sicilia sullo scacchiere internazionale del turismo. Ora che si spera che la crisi del Covid-19 possa pian piano esaurirsi, le destinazioni che ripartiranno per prima sono quelle che avranno una strategia credibile e fattibile. In questo senso si vuole contrapporre al concetto di chiusura, al quale siamo stati abituati in questi mesi, un concetto di apertura. Allora bisogna offrire nuove attrattive ai turisti che vengano a visitare la Sicilia, anche a quelli che magari ci sono già stati, e quindi immaginare grandi manifestazioni dove la gente stia gomito a gomito è impossibile. L'alternativa è quella di offrire una proposta nuova, cioè ad esempio aprire tutte quelle destinazioni, tutte quelle attrattive che normalmente sono chiuse. L'idea è di fare una strategia di lungo periodo, quindi 1 anno e mezzo almeno, quindi da metà del 2020, quando si potrà ripartire, e poi per tutto il 2021, e fare un'ampia promozione a livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo attivato una call nei confronti di tutti gli attori della filiera, ma non solo, anche privati, tutti coloro i quali hanno un'attrattiva da poter inserire in questo progetto, e abbiamo già attivato un'interlocuzione con la regione in modo tale da potergli proporre un progetto già in gran parte strutturato. Ovviamente la promozione sarà una cosa fondamentale da farsi attraverso giornali, la stampa, i social media. Insomma, dobbiamo ripartire, dobbiamo dare il meglio di noi, è il momento veramente di fare squadra e di dimostrare di quello di cui siamo capaci. L'ipotesi della cancellazione della stagione balneare, che era circolata qualche settimana fa, sembra ad oggi essere scongiurata, perché ci arrivano da questo punto di vista sia dalla Presidenza della Regione sia dal Governo dei segnali incoraggianti, perché qualora dovesse l'evoluzione del contagio dovesse rimanere in un trend che è quello delle ultime settimane, allora ci sono le condizioni per riaprire un certo tipo di attività, e tra queste anche le attività di noleggio di attrezzature balneari. Allora, quello che possiamo dire in questa fase è che certamente verrà avviata la stagione balneare, non sappiamo se l'1 luglio o se siamo un po' più fortunati forse l'1 giugno, è più probabile in questo momento ad oggi la data dell'1 luglio. Quando verrà avviata la stagione balneare sicuramente ci saranno delle prescrizioni che andranno a contingentare l'afflusso all'interno degli stabilimenti balneari, ci saranno delle prescrizioni di carattere sanitario che dovranno essere osservate e che riguarderanno sia il personale impiegato presso gli stabilimenti che i fruitori, che la clientela.
Per andare nel dettaglio adesso a stabilire quali potranno essere queste misure è difficile, ci sono decine di opzioni sul tavolo del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, alcune più concrete noi riteniamo, alcune un po' più fantasiose come questi box di cui si parla, che a nostro giudizio risolverebbero poco il problema, specialmente ad elevate temperature, e che credo siano input che provengono più dal mondo produttivo italiano, che cerca insomma anche attraverso questi prodotti probabilmente di risollevare, di riprendere un po' la produzione. Se sono questo tipo di interventi quelli che risponderanno meglio alle esigenze della salute pubblica, lo vedremo tra qualche settimana. Bisogna comunque programmare. Giugno o comunque luglio, che sembra essere la data più opportuna, bisogna programmare anche sul territorio. Messina da questo punto di vista ha un'importante tradizione, se pensiamo alle strutture balneari, pensiamo alle spiagge di Capo Peloro e non solo. Cosa significa in questo momento non poter partire in termini economici, in termini di ricaduta poi sullo stesso territorio? Questo è un argomento infatti molto più concreto e noi su questo come Federazione delle Imprese Balneari ci stiamo concentrando. Ad oggi c'è il problema che i concessionari, i titolari degli stabilimenti non hanno potuto avviare neanche le normali attività di manutenzione e allestimento in vista della prossima stagione balneare. Sappiamo che alcune regioni hanno normato in questo senso, finalmente ieri il sottosegretario allo sviluppo economico ha chiarito che anche per gli stabilimenti balneari c'è la possibilità di utilizzare il comma 12 dell'articolo 2 del decreto attuativo che prevede la possibilità di fare manutenzione all'interno degli stabilimenti balneari previa comunicazione al prefetto. Lo utilizzeremo anche noi ovviamente in Sicilia e nella nostra provincia, tenendo conto che a Messina c'è purtroppo una specificità che rischia di penalizzare ancora di più il comparto a livello locale. Le spiagge, le coste del nostro comune, sia quelle della provincia, sia quelle ioniche che tirreniche, in quest'inverno sono state flagellate da marosi anomali, quella a fine novembre, quella violentissima del 13 dicembre, tant'è vero che da quella data tutte le strutture, anche quelle che avevano presentato l'istanza di destagionalizzazione e che negli anni scorsi anche d'inverno sono state attive, aperte, quest'inverno sono rimaste chiuse a prescindere già prima dell'avvento della crisi, dell'emergenza sanitaria. Sciacca è stato uno dei focolai dei contagi, lì si sono registrate 14 guarigioni e 3 decessi, quindi la cifra dei 23 contagi non è più attuale. Questo è il contenuto di una precisazione del collega Filippo Cardinale che parla di un danno d'immagine. Guardate. Ho pubblicato ieri sul mio giornale corrieredisciacca.it un articolo che riporta il numero esatto degli attuali contagiati a Sciacca. Perché questo? Perché mi è venuto un forte dubbio rispetto ai report che dal 22 di marzo in poi giunge alla stampa grazie anche all'intervento del prefetto Dario Caputo. E allora ci sono dei dati che mi hanno convinto poco, perché non tengono conto di talune differenze che sono molto importanti. Sciacca, come tutti sapete, è stato centro di un focolaio sorto all'interno dell'ospedale di Sciacca per via di una dottoressa in servizio. I primissimi giorni siamo stati la città con più alto numero di contagiati in Sicilia, dopo l'intera provincia di Messina. Poi l'evoluzione epidemiologica è andata in maniera diversa, quindi i numeri sono quelli che sono stati trasmessi dalla Protezione Civile di Palermo quotidianamente. Però nel frattempo tanto tempo è passato da allora e i dati continuano a essere quantomeno costanti, specialmente in provincia di Agrigento. E mi riferisco a Sciacca, dove la cifra che riporta la tabella, il bollettino dell'ASPE quotidiano è ferma a 23 contagiati. E allora perché ho scritto io che i contagiati a Sciacca sono 6? Attualmente sono 6, erano di più, ma attualmente sono 6, perché in questa cifra di 23, 14 sono guariti.
totalmente guariti, tanto da tornare al lavoro, e 3 sono deceduti, per cui la sommatoria poi di effettivi contagiati, di guarite e decedute porta a una cifra che è superiore rispetto alla cifra reale dei contagiati. E allora questo desta non solo sospetto, ma anche confusione fra la gente, e non sono i dati, non sono i numeri che rispondono alla realtà. Noi rischiamo così, come stampa, di fare da bacheca dove ognuno mette le notizie che vuole e noi abbiamo solo il compito di diffonderle. Non ci sto a questo gioco, a questo ruolo che non è del giornalista. Il giornalista deve andare in profondità e capire. E allora bisogna spiegare bene alla gente come stanno le cose, perché i sacrifici che si affrontano devono avere una gratificazione. La gratificazione avviene dai risultati che si ottengono, e allora appare strano che a Sciacca dal 22 marzo fino ad oggi la cifra oscilla tra 20 e 23, poi si è attestata negli ultimi 10 giorni abbondante anche di più a 23 contagiati. Non è così che si fa un report. Noi esigiamo che il report dell'ASP venga compilato in maniera chiara, mettendo i positivi riscontrati dall'inizio fino ad ora, ma depurando la cifra di soggetti guariti, di soggetti deceduti. E poi sarebbe pure opportuno per ogni singolo comune mettere accanto al numero dei contagiati quanti di essi si trovano ricoverati in altre strutture, perché in provincia di Agrigento non abbiamo nessuna struttura. Quindi mi sembrava doveroso fare e scrivere per fare chiarezza. Tra l'altro questa cifra che ho pubblicato non è stata smentita e non può essere smentita. E allora dobbiamo tenere conto che l'interesse nostro va oltre Sciacca, va oltre Agrigento, va oltre Casteltermine, o non può essere limitato a un solo comune della nostra provincia. E allora diffondere l'esattezza dei dati è un bene che è per tutta la provincia di Agrigento. Perché se noi insistiamo ancora a scrivere e a riportare numeri che non coincidono con la realtà attuale dei contagiati, rischiamo di trasmettere un'immagine pessima, altro che fase 2, perché chi legge i nostri dati ha preoccupazione, ha paura e possibilmente preferisce, non appena entra in funzione la fase 2, andare altrove a passare qualche giorno di vacanza, anziché venire in una zona dove ancora oggi è inesattamente il numero degli attuali contagiati e non corrisponde alla realtà. Reperti archeologici nascosti tra i pacchi di pasta, sale e zucchero, blitz a casa di un pregiudicato noto ai carabinieri di Licata. I beni rinvenuti adesso saranno oggetto di perizia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Denunciato un pregiudicato di 55 anni dai carabinieri di Licata, a casa dello stesso i militari dell'Arma hanno trovato interessanti reperti archeologici. 24 fibule di varia grandezza e forma, orecchini, vasi in terracotta, grandi e piccoli, lucerne, sigilli di piombo, frammenti di antichi utensili da cucina, cerchi di bronzo a formare bracciali, oltre a elementi di piombo e di bronzo, tutto di probabile epoca greca. Questo è il prezioso bottino che i militari dell'Arma hanno trovato a casa di un pregiudicato di Licata a seguito di un vero e proprio blitz presso la sua abitazione. Trovato anche un metal detector. Ora la parola passa agli esperti. Anche in questo periodo di isolamento caratterizzato da incessanti servizi preventivi finalizzati al rispetto delle normative al contrasto del coronavirus, non si interrompono i brillanti filoni investigativi che portano i loro preziosi frutti. È proprio una di queste indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata, nata da una complessa e prolungata attività informativa, si è conclusa quando i militari hanno effettuato un vero e proprio blitz a casa di un noto pregiudicato licatese di 55 anni, conosciuto nel suo ambiente per le sue attenzioni verso
verso il mondo dell'arte. I movimenti sospetti dell'uomo negli ultimi giorni hanno portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare e subito appena entrati a casa, proprio all'ingresso, i carabinieri hanno trovato un metal detector professionale, di quelli utilizzati per cercare appena sotto la superficie reperti metallici di vario tipo. Dopo questo primo indizio, i militari hanno capito immediatamente di essere sulla strada giusta. I loro sospetti avevano iniziato ad assumere una forma concreta mentre proseguivano nella perquisizione. Poco dopo ecco spuntare anche i primi reperti archeologici abilmente occultati in vari angoli della casa, dove nessuno, almeno questo avrà pensato il suo padrone, avrebbe potuto trovarli. Tra la pasta, nei cassetti, sotto uno strato di terra, nei vasi delle piante e ancora tra il sale e lo zucchero. Insomma, tutto ben nascosto prima di poter smerciare il prezioso bottino. Il 55enne cacciatore di reperti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovrà rispondere di detenzione illegale di reperti archeologici. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto.